tantissime famiglie a causa di morosità incolpevoli, quindi morosità legata alla perdita del posto di lavoro piuttosto che a cassa integrazione, mobilità normale, mobilità in deroga, non sono riuscite più a pagare le rate d'affitto, tantissime altre famiglie non sono riuscite a pagare le rate del mutuo che avevano contratto per prendere una casa. Questa situazione pensiamo sia insostenibile. Noi abbiamo fatto diversi incontri anche con gli uffici casa, con il comune. Abbiamo fatto iniziativa all'ATA per denunciare per esempio, come tutti hanno visto, il fatto che venivano assegnate delle case a dirigenti comunali, a persone in vista, senza passare dalle graduatorie ad affitti irrisori. E vogliamo portare tutte queste questioni in piazza oggi, tutte queste questioni in piazza direttamente dal prefetto. Abbiamo stipulato un documento con diversi punti che prova a dare delle soluzioni a questa questione. C'è per esempio la questione del non utilizzo, lo chiederemo direttamente al prefetto, della forza pubblica per eseguire gli sfratti, la questione dei centinaia e centinaia di immobili sfitti, invenduti che ci sono a Padova in provincia, immobili di proprietà comunale, di proprietà dell'Ater, di fondazioni, di banche che sono lasciati all'incuria e al degrado da anni e anni e anni. Non è possibile che questi immobili vengano lasciati alla speculazione e al degrado quando tantissime famiglie hanno bisogno. Chiediamo la trasparenza nelle graduatorie, l'ultima graduatoria su cui il Comune si basa a Padova è quella del 2010-2011, questo è un fatto secondo noi scandaloso, quando è aumentata la crisi è aumentata la mole degli sfratti esecutivi pendenti su queste famiglie, quindi chiediamo anche che questi alloggi rimasti sfitti vengano messi a disposizione. C'è la questione per esempio del decreto salva sfratti, ci sono stati vari fondi del governo messi a disposizione dei comuni con cui si può sicuramente venire incontro alle esigenze sia dei piccoli proprietari e sia degli inquilini, pagando una parte della morosità e provando a rinegoziare il contratto di affitto, quindi abbassando anche il canone d'affitto.